comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera Guagliù e forza Napoli, sempre! Guagliù, -4 Napoli Juventus, -4, poi dopo 4, 5, 6 e 7, poi altri meno 3 per Napoli Juventus. Mamma fa culo tanto, o culo tanto mamma fa. Venite, vado chiamate a tutti i la nazionale, ve la siete chiamati, venite, mamma fa culo tanto, ma non guardate in mano, guardate il braccio, ma papà, che stai è piccante, è così è da guardare, che state a guardare, perché vi facciamo o culo tanto, è così, non guardate la circonferenza, guardate la circonferenza dei bracci, è così mamma fa. Non vedo l'ora di che viene domenica, voglio musto tiranno la catenella. E così musto tiranno. Ah, Maron. Boh, ve ne siete chiamati tutti in nazionale, ma ultimamente il video che feci, non l'ultimo, ma il penultimo che parlava, il fatto quando mi ha chiamato Don Andrea Agnello un dranghetista, quindi mi ha tenuto informati di tutte cose, perché manca a farlo apposta, pure Barzagli, ma io vorrei capire pure una cosa, in coppa su fatti i Barzagli, vorrei vedere se, visto e considerato che Ventura è intervenuto, Mister Ventura è intervenuto tramite la domanda dei giornalisti, a dice come mai accusate che era un problema familiare e poi dopo stava in discoteca. E poi Andrea Barzagli è stretto amico e conoscente stretto di un mio amico qua e abita a Rimini, manca a fare apposta, si sa, aiuta a ballare. Dove è andato a ballare a Rimini insieme alla famiglia, amici, eccetera. A faccia dei problemi familiari, e se i problemi familiari voglio fossero chiesti, che ben vengono tutti i problemi familiari di sopra sta faccia della terra, che ben vengono tutti questi problemi familiari, e così a ballare in discoteca, a braccetta, a se fare selfie. Mister Ventura non sapeva che le varici. Non sapevo che aveva ricci, dice purtroppo poi quando se ne va di qua sono problemi suoi, ma alla fine però la vedo pure mancanza di rispetto nei confronti dei calciatori, perché Mister Ventura, come ha detto nella conferenza stampa, ha parlato col gruppo e gli hanno dato questo, effettivamente l'hanno appoggiato a questa situazione qua. Ma quello che dico io, no, questa è mancanza di rispetto, quindi per me Andrea Barzagli dovrà fare la fine di Pelé. Ma ricordate a Pelé quando mandava a fanculo? È così, non deve avere sconti, perché fare il furbo oppure prendere per il culo un'intera rosa della nazionale, cioè i due compagni, veramente è brutto essere preso per il culo. Io da giocatore che gioca con me ha parlato con me per quanto riguarda problemi familiari, ma che succede? Saccio o vedo che chi se n'è andato a ballare con la famiglia, con gli amici, eccetera eccetera, una discoteca a Riccione, a Rimini, a Riccione con esattezza, Quindi ma di cosa vogliamo parlare? L'unica cosa è il rispetto, visto che non c'è stata, è stata una presa per il culo, culone, per me Andrea Barzagli non andrebbe più convocato in nazionale, come è successo con Pelé. È rimasto a Cina e lo ha detto in nazionale. Così dovrebbe fare Ventura. Punizioni, sì, queste sono punizioni, perché
è mancanza di rispetto nei confronti di tutta la squadra. Parliamoci chiaro, ma non parliamo da rubetti di Sicchielù, no, parliamo sportivamente, è mancanza di rispetto nei confronti dei compagni. E come io in allenamento vado dopo un paio d'ore, questa è mancanza di rispetto nei confronti della mia squadra, dei miei giocatori, che loro vengono in anticipo e io con comodità. Questa è mancanza di rispetto, quindi per me deve adottare la stessa punizione che ha adottato con Pelé e basta. Questo vi dovevo dire, a parte i -4. Poi con questo voglio salutare il mio amico Salvatore Sampei di Miano, che se lo merita, a verità un meritato tutto quanto. Per è una persona che, dice la verità, mi manda video in continuazione di saluti eccetera eccetera, e quindi non posso fare almeno, ogni tanto ci scappa un saluto a qualcuno. Facciamo una volta però, una volta uno, una volta un'altra, mo toccato al mio amico Salvatore Sampei di Miano, un bacione, spartati, chi stie un saluto. Che poi ti saluto sempre, ogni volta che mi messaggi, questo è poco ma sicuro, perché io tutti saluto, perché il saluto è di Dio. Oggi ti ho dedicato questo saluto in video chat, in video YouTube. Ciao a you, -4. Vamma fuoco tanto io vamma fa. Ciao a you, un bacione, forza Napoli, sempre, perché tutto riesta a munnezza e Sicchielù. Sempre. Ciao a you, forza Napoli.